Questi comuni che non lo fa è il comune di Noventra, no, perché dopo di cose ne sentirete tante in campagna elettorale, però io notoriamente, a me non costa niente dire, io cerco di dire le cose come stanno, e così stanno le cose. La provincia, per spezzare una lancia non a favore ma in testa alla provincia, la provincia avrebbe potuto intervenire nel servizio di trasporto pubblico che era sua competenza fino a tempo fa, no? E che sta rompendo le balle al comune di Padova per fare la gara dopodomani in modo che magari vinca una società di Verona, non quella padovana, perché siamo arrivati a questo livello collegandomi alle cose che dicevo prima, che sono tutte reali, perché alcuni comuni non collaborano solo per il carattere politico. Siccome la gara provinciale deve farla la provincia insieme col comune di Padova, però la provincia è quella che realizza la gara, la provincia sta correndo perché vuole farla da dopodomani, no? La regione gli ha detto, piano, attenzione, le gare si fanno a livello regionale, per cui cerchiamo di fare tutte nello stesso periodo, in modo di non favorire alcune società e altre, no? Invece il nostro presidente della provincia di secondo livello non eletto dai cittadini vuole fare la gara dopodomani, no? Non è stato neppure eletto dai cittadini e decide lui quando fare la gara. Perché dico questa cosa al presidente della provincia? Perché invece di dare qualche milione di euro per fare l'aumento di capitale della società Interporto, che non gliene frega un cacchio a nessuno, ecco, abbiamo fatto anche noi l'aumento di capitale, perché abbiamo qualche risorsa in più rispetto alla provincia di Padova, che non ha risorse, no? La Camera di Commercio ha fatto l'aumento di capitale perché ha dei soldini, non li ha messi in Interporto, no? Ma che l'aumento di capitale lo faccia la provincia di Padova, che la normativa nazionale ha indicato più volte come una di quegli enti che deve dismettere le società partecipate, dismettere. Invece questi hanno fatto a dicembre dell'anno scorso una delibera per dare dei soldi in più all'Interporto. In più noi avevamo chiesto di acquistare il 4% delle quote di Fiera Immobiliare, che è la società del Comune di Padova, della Camera di Commercio, che sta realizzando l'auditorium di Padova, progetto da 20 milioni di euro. Siccome quel 4% fa la differenza tra il 48 del Comune e il 48 della cosa, no? Della Camera di Commercio, il Presidente della provincia del secondo livello, non eletto dai cittadini, ha deciso di tenersi il 4%, no? Va bene? E allora 1,5 milioni che potevano essere utilizzati nel bilancio provinciale, il Comune ha chiesto di acquisire, hanno detto di no, ha fatto la delibera, prima non l'hanno messo in vendita, quando ha visto che il Comune di Padova interessava, ha ritirato immediatamente la provincia perché andavamo in maggioranza e dopo decidevamo noi come andare avanti sull'auditorium di Padova, che sarà il più importante del Triveneto. Però qualche milione di qua, qualche milione di là, le partecipazioni ce le teniamo perché dobbiamo piazzare un po' di persone all'interno del consiglio di amministrazione, magari con questi milioni di euro qualcosa poteva andare per il trasporto pubblico locale, no? Cioè, sono presidente della provincia, ho 104 comuni, magari lascio stare il brutto cattivo di Bitonci a Padova, però magari gli altri 102 o 103 magari qualcosa metto per il trasporto pubblico locale, no? E magari le linee potevano essere sistemate e aumentate. Invece questo non è stato fatto, per dare le colpe a chi ha le colpe, perché il sindaco attuale, ancora per poco di Noventa, ecco, sostiene il presidente della provincia di secondo livello a Consulanza. Questa è la realtà di quello che succede in provincia di Padova.